Ha suscitato un ampio dibattito l'affermazione lanciata dal Ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli al quotidiano La Sicilia qualche giorno fa sull'idea di fare gestire appunto le identità culturali siciliane direttamente allo Stato. L'autonomia regionale sui siti non convince il Ministro Pentastellato, che afferma come, secondo me, c'è un aspetto di tutela del patrimonio culturale che sono convinto debba essere svolto a livello nazionale. Non c'è al riguardo un unico modello negli Stati federali, ad esempio. Queste funzioni sono assegnate a livello regionale. Ma l'Italia è uno Stato unitario e secondo me tutto quello che riguarda la tutela dovrebbe essere centralizzato, e ciò vale anche per la tutela oggi a carico della regione siciliana. Il Ministro incalza ancora affermando come ci sono forme di cogestione, modelli per poter lavorare assieme. È una delle cose a cui stavamo pensando anche nell'ambito dell'autonomia differenziata. Sono convinto che la tutela dei beni culturali debba essere statalizzata, così come la gestione e la valorizzazione dei siti che hanno una valenza di tipo, mi passi la semplificazione, internazionale. Bonisoli si pronuncia anche sulla nostra zona archeologica, rispondendo alla domanda: la Valle dei Templi non può essere gestita come patrimonio regionale. Certo, afferma il Ministro, se succede qualcosa non è un problema siciliano, ma riguarda tutta la nazione. La invito anche in questo caso a guardare la cosa dall'esterno. Se succede una cosa al Cenacolo di Milano, non è che se la prendono con il governatore lombardo. Poi sulla gestione dei beni culturali in Sicilia un doveroso rispetto di quanti fanno del loro meglio. Sul punto di vista del Ministro Bonisoli è intervenuto anche l'onorevole Fabio Granata, già assessore regionale ai beni culturali e al turismo e attuale assessore alla cultura al Comune di Siracusa, affermando come la Sicilia è l'unica regione dotata di autonomia assoluta e di competenza esclusiva in merito alla custodia, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Anzi, afferma l'onorevole Granata, il Ministro tragga suggerimenti dal nostro modello, anziché teorizzare di cancellarlo. Sull'argomento abbiamo anche sentito il parere del neodirettore del Parco della Valle, dottor Roberto Sciarratta, soddisfatto anche che la Valle dei Templi continua ad avere il record dei siti più visitati in Sicilia, doppiando anche Taormina. Boom di turisti tra Vigilia, Ferragosto e anche il giorno successivo, un aumento di circa il 10% rispetto all'anno scorso. Speriamo che continui così e che la Valle possa accogliere ancora nuovi visitatori. Direttore, approfitto, ieri in un'intervista alla Sicilia il Ministro dei Beni Culturali dello Stato italiano citava proprio la Valle dei Templi e lui diceva che i beni culturali dovrebbero essere gestione nazionale, così citava per esempio Pompei. Oggi c'è stata la replica di alcuni esponenti ex come Granata, insomma il suo punto di vista. Conosco poco l'intervista, il pensiero, posso dire che in tema di beni culturali la Sicilia abbia un regime legislativo che ritengo sia il fiore all'occhiello dell'intera nazione. Soprattutto il sistema dei parchi è un sistema, credo che sia stato anche copiato dalla legislazione nazionale, ed è un sistema che secondo me ha rodato, funziona e che in questi mesi col nuovo impulso del governo Musumeci interesserà tutti gli altri parchi, il sistema dei parchi regionali.